Signore e signori, buonasera e benvenuti alla trasmissione in diretta dell'incontro della seconda giornata di campionato nazionale di Serie B, girone C. Ma quando mai? Non puoi essere serio. Buonasera, buonasera carissimi tuba spettatrici e tuba spettatori. Buonasera, buonasera. Eccoci qua. Allora, si parte anche questa stagione con la Pag Volley di Taviano. Come nelle migliori tradizioni, chiaramente, con tutto pronto, c'è stato l'imprevisto dell'ultimo momento, ma quindi dobbiamo andare ultra mega velocissimi perché le squadre stanno finendo di allenarsi. Chi vi parla è Irene Viva e Luca Carluccio, qui che stanno modulando da Taviano in provincia di Lecce. Ma dove diamine è Taviano? Eccolo qua, grazie ai potenti mezzi offerti da Google Earth. Ecco qua che ci avviciniamo. E stiamo modulando dall'estremo sud della Puglia, siamo a circa 30 km dalla punta dell'attacco di Leuca. Bene, eccoci qua, quindi fatta questa doverosa premessa, andiamo pian pianino ad analizzare tutto ciò che ci accompagnerà in maniera stra velocissima. Partiamo innanzitutto da aggiornare il tabellone. Certo, dobbiamo già aggiornare il tabellone. Ha deciso di rinunciare ai diritti di incasso per le partite a favore di collaborazioni con delle associazioni benefiche presenti sul territorio. Sono qui da noi al Palasport William Ingrosso a Taviano, nel foyer, nell'esterno, i volontari per l'orcoematologia pediatrica ODV. Quindi praticamente è possibile, venendo qui al palazzetto, lasciare un piccolo contributo volontario. Ecco, sentite dal rumore di fondo che i tamburi rullano e si sta per iniziare, quindi andiamo veramente velocissimi. Come terzo punto, ecco, è un invito a tutte le squadre del girone G, perché ci siamo fatti promotori dell'iniziativa di creare una rete fra tutti coloro che curano la comunicazione media. Esatto. Quindi se volete fatevi uno screenshot a questa quadro e poi lo faremo rivedere nel corso del match e sentiamoci, perché poi quello che succede o quello che può succedere è esattamente questo. Rullino i tamburi e stanno già rullando, ed entri in scena Mister Alberto Lauria per il Casoria. Eccolo qua. Ciao a tutti, ormai mi sono pugliesizzato, ciao Casoria, ciao a tutti gli amici. Questo è Barese. Alberto, vai, posizione d'onore al centro. Al centro, Alberto, vieni vicino a me. Sì, certo che sì. Ecco qua. Adesso ci butta giù il palazzetto prima di Questo è quello che succede, perché siamo riusciti nella bennissima iniziativa, e ringraziamo anche Marco Barone che sappiamo che ci sta guardando Ciao Marco, da Casoria. Ciao Marco! Per essersi fatto portavoce e latore della nostra iniziativa, ha esteso la nostra iniziativa che oggi ha portato Alberto ad essere qui con noi a fare una diretta congiunta. Ma credo che a questo punto ne dobbiamo parlare dopo, perché dobbiamo saltare a pie pari alle formazioni. Anche quindi perché io direi perché le squadre si sono anche già salutate. Sono già in campo, rete. quindi io lascerei la parola immediatamente ad Alberto mentre ci guardiamo il roster del Casoria. Vai Alberto! E allora partiamo subito con i nostri viola, che in pratica schierano con il numero 1 Alessandro De Luca, con il numero 2 Daniele Botti, con il numero 3 Marco Cefariello, con il numero 4 Marco Vacchiano, con il numero 6 Luigi Barone, con il numero 7 Giuseppe Bonina, con il numero 9 Raimondo Giordano, numero 10 Adam Quarantelli, numero 11 Saverio Paglionico, con il numero 13 Ciro Pirone, con il 15 Mauro Ferreri, con il numero 17 Michele Ludovico Russo, numero 83 Carlo Coppola e numero 99 Gennaro Esposito. Grandi assenti per vari infortuni Lorenzo Maglione e praticamente abbiamo gli infortunati benché enunciati, Saverio Paglionico e Adam Quarantelli. E adesso la parola
E ricordiamo anche Alberto lo staff. No, non lo voglio ricordare. Ma sei Monello. No, perché avrei interrotto te. Magistralmente allenata la squadra dei Viola da coach Alfredo Paionico e il suo co-coach Mauro Ferreri, che stasera farà gli straordinari e sarà palleggiatore. Salutiamo il nostro scoutman Luca Cozzolino e in pratica avremo tanti da salutare. Andiamo in campo. Ma andiamo in campo perché è cominciata la iniziato. partita. Allora Luca, possiamo velocemente intanto presentare la squadra della Pag Volley. Allora abbiamo numero 1 Pepe Stefano centrale, numero 2 Morciano Riccardo libero, numero 3 nonché capitano palleggiatore la terza Andrea, numero 4 Gasparotto Cristian palleggiatore, numero 5 Sanso Andrea opposto, numero 6 Scrimieri Filippo centrale, numero 7 Lentini Ferdinando schiacciatore, numero 8 Gabriele Pasquale schiacciatore, numero 9 Baldari Simone schiacciatore, numero 10 Malinconico Andrea libero, numero 11 Maiorana Domenico schiacciatore, numero 12 Alessio Carcagni centrale, numero 13 Lorenzo Persichino opposto e poi col numero 29 il giovanissimo Corciulo Luigi. Allora nel frattempo la squadra locale si è portata in vantaggio di 2 lunghezze e si accinge adesso alla battuta con Pepe Stefano. Allora qui fa un caldo, ragazzi. Alberto si è ammutolito. Mi sa che oggi sarà bella tosta, perché vedo che i tamburi sono belli agguerriti, quindi ci sarà un fortissimo ritorno in cuffia. Io vedo già stanca la squadra del Taviano. Ai ai ai. Sei Sei sicuro che sia stanca la squadra del Taviano? Sì, lo so, ma noi usiamo sempre dare i punti avanti. Ecco. Non vogliamo mortificare nessuno. Primo time out, credo, sì. Chiesto Alfredo Paionico si chiama il suo primo Perfetto. out. E allora staff ne tecnico della approfittiamo. Pag Volley, ricordiamoci. Ne approfittiamo coach, perché io sto avendo veramente difficoltà a sentirti. Se dalla regia mi sentono, se è possibile tirare leggermente sul microfono di Irene. Ecco qua, sì. Prova Irene. Eccomi. No, sì, forse siamo sempre là. Mi si sente? Sente poco? Ok. Devo mangiare il microfono. Praticamente sì, perché Senti, ripeto è battente. Oltre ad alzare il volume del mio microfono, un ventilatore. Sì, è vero, fa molto caldo qui, devo dire. Infatti non Mamma sapevamo se mia. portarci i costumi. Ma non avresti sbagliato siamo quasi nulla. qui alle Maldive del Salento. Non distano molto. Però sono conosciute, Sì. Non c'è il male. ragazzo qua. Nasco Il ragazzo balnearmente qui. bazzicava qua in gioventù. Allora, ripartiamo. Riconquistano i rispettivi campi le due formazioni. In attacco il Casoria, fuori il muro della Pag Volley. Primo punto. Alberto, primo punto. Sì, stiamo già Casoria. quasi per vincere. Stiamo praticamente 1 noi, 3 Taviano, ma loro non se ne sono accorti. In battuta per il Casoria il numero 2 Daniele Botti. Vai Daniele. Forza Casoria! Un po'. La costruiamo noi. Vediamo. Ai ai ai. Attacco di Filippo Scrimieri, nostro centrale. Che purtroppo l'ha messa giù. Sì. Purtroppo per te, Alberto. Ma lo so che in fondo per noi. tu tifi per noi, già lo so. Ecco il Taviano. Rete. Accettiamo regali in vista del Natale. Andrea Sansò. Nella cesta, la Non strenna. passa la Accettiamo. rete. La battuta di Andrea Sansò. Non abbiamo la mortificazione nel DNA. Accettiamo di tutto. Capitan Barone, se non sbaglio. È in la battuta. nostra nobiltà, Luigi Barone. Troppo nobile. Fuori il suo servizio. Ci siamo scambiati il favore, Alberto, hai visto? Prima abbiamo sbagliato noi, adesso avete sbagliato voi. Sì, ma noi, a parte che poi vi perdoniamo, noi siamo molto misericordiosi. Quindi
ecco, vedi? Immediatamente mi piace questa atmosfera compagnona, guascona, no? Che già immediatamente viene a mi sento, ragazzi! Wow! Mi sento! Alleluia. Miracolo! Ah, Ragazzi, non vi dico in che Servizio condizioni siamo qui. potente. Cioè, avete presente proprio il terzo mondo? Eh. Qua c'hanno un'organizzazione, cioè l'elettronica ancora non è di casa qua. C'hanno soltanto 18 microfoni, 47 cuffie, 33 tecnici audio. Complimenti a loro, davvero vogliamo complimenti. ricordare anche primo arbitro la signora Francavilla Claudia, supportata da il secondo arbitro Cinque Palmi Giuseppe. Intanto siamo con un altro regalo, E 6 intanto qua a 3. continuiamo a sbagliare le battute. Mannaggia, bah. Io ho ripetuto ai giocatori del Taviano che non sono obbligati a vincere, nessuno li obbliga a vincere, non hanno assolutamente nessuna pressione da parte nostra. Arriva gente qui anche da fuori paese, Abbiamo una free Free ball per ball. noi, non la sprechiamo. per il Casoria. E non l'abbiamo sprecata, il muro prende Chiamano la il palla e va muro? fuori. No, l'ha presa il muro, ragazzi. Ai ai. Dai, per piacere. La Dai, signora Francavilla non vai, ravvisa. abbiamo credo il replay. Vediamo un attimo. Vediamo un po'. L'ha toccato il muro, ragazzi, era evidente. Vediamo Alberto. Cosa dice il nostro replay? Ed eventualmente Niente. lo vediamo dopo. Lo vedremo dopo. No, non vale. Alberto, devi rimanere col dubbio. Irene, no. Ci fatti i pasticciotti all'arbitro, già sacci. Poi vediamo se sono spasticciotti o sfogliatelle. E la costruiamo ancora. Chiude Baldari. Peccato. 8-3 conduce Taviano. Allora, intanto al servizio per il Taviano ritorna Scrimieri Filippo. Scrinieri, pensaci tu. Vediamo un po', dai. E la mette giù lo straniero, Gennaro Esposito, bella questa azione, il nostro straniero. Che più straniero Bella. non si può. Bellissima questo punto. E questo Chapeau. adesso in battuta c'è Elastic Boy. Come Elastic Boy. Sì, è un personaggio mitologico, metà uomo, metà molla. Ciro Pirone. Vediamo un po'. Ragazzo che viene dal vivaio di Meta di Sorrento, dove Che andrete sarà il nostro prossimo avversario. Esatto, Irene. Nella terza partita di campionato. Peccato, Sì, fuori fuori. banda. Sono adesso 5 le lunghezze di vantaggio della Pag Volley sul Casoria. Vediamo un po', dai Alberto. Adesso abbiamo Stefano Pepe. E il mio fluido magico condurrà quella palla flottante. Guarda che io ho un braccialetto Oh. con un cornetto rosso attaccato, quindi il tuo fluido. E la costruiamo noi. Fuori? No, stavolta ha visto il tocco l'arbitro. Era dentro per l'arbitro, non ha visto. Sì, via. Vediamo. Chi parla, pronto? Ok, via. Via. Chi parla, pronto? Dito, che è stato? Eccolo qua, è l'ultima azione. Ce la seguiamo, Dai, vediamo un la attimo. seguiamo. Questo è l'attacco del. Vediamo. Eccolo qua. Era Sì, è sulla sulla linea, linea, sì, sì. esattamente sulla linea, quindi corretta la decisione arbitrale. Allora, ne approfitto per in queste fasi di gioco, no niente, non ne posso nemmeno approfittare. Andrea, la terza, tira dentro, palla che passa fra le mani dei giocatori del Casoria. Ottimo colpo di Cepariello. E va giù, ai. pesantemente. Ai che sventola! Sanso! La piazza proprio lì. A tutti i casoriani, non è un'esercitazione, Ma Taviano sta cominciando a crederci, non ha capito nulla.
sta andando decisamente molto molto meglio di quanto avessi previsto. Già l'idea me l'hanno fatta, voglio dire, per telefono. Ah sì. E vai! Guardalo che fa gli scongiuri lui. Sono 2 contro Aspetta che 1. io- 2 contro 1, ragazzi. Aspetta, di qua. Il cornetto. Ci stanno tanti cornetti sul polso di Irene. Uno. Sì, ma è scarico. No, funziona, guarda, funziona. tu quando vieni qua devi mettere tutto sotto carica. Funziona, non ti È un preoccupare, cornetto funziona. scornacchiato questo. Guarda, fai attenzione In battuta. adesso. Fai attenzione adesso. Chi è? Via, via, via. Mauro Ferreri, il nostro Highlander. Visto. E che ci fa un gran punto! Vedi? Ci sta. Io ci credo ai Anche miracoli. questo. Ma guarda e vedi questo. guarda. Era tirata, ragazzi. Era proprio da ladroni questa. Si guarda. è allenato tutta settimana. Per Lui è il fare nastro. esattamente lì, Lui ma è il guarda, nastro. Questa è la Proprio cosiddetta una cosa Nastro. sola. Adesso vogliamo il fiocco. Ecco. Oltre il nastro vogliamo il fiocco. Vai Mauro. Dai Casoria. Ecco. palletta. Bel colpo. 11-7 conduce Taviano. E i tamburi rullano. Batte da sinistra. Oggi è 20 pari, dispari, 4 metri dalla linea Pepe Stefano. e non va. Va. Ferreri. Ed è Tocco del muro. un'impennata di Sì. muro sul colpo di Marco Cefariello. Big Chef. Li cuciniamo. Fuori. Sì. Daniele Botti in battuta. Irene, Dica. raccontaci una barzelletta, dai, facci ridere. Per esempio, racconta quella del Taviano che vorrebbe battere il Casoria. Ah, questa me l'aspettavo. Ok. Fuori. E andiamo. Questa era fuori. Sì. Out. Dai Si che avvicinano, Luca. due lunghezze Eh sì. Si avvicina. ci dividono. Sì. Dai, sta cominciando Sì, ragazzi. La- Ragazzi. lo stillicidio del punto a punto, dai, fra poco, dai. No. Belle partite, questa me l'aspetto. Anche perché Irene va in fibrillazione, mi ha promesso una frittata di maccheroni alla leccese. Elastic Boy. Ci siamo. Abbiamo una free ball in arrivo, non la sprechiamo. Muro. Spinta questa palla. Pallonetto. Ottimo. Mandracata di Gabriele. In the middle of nowhere, ci ha fregato. Non vale, avevate detto che Gabriele stasera non veniva, usciva con la ragazza. No, invece c'è. Grazie. No. Grazie, Oh. signore, grazie, signore, grazie. Grazie, signore, grazie. Andrea Sansò. Avrà una fetta di frittata, gliela cedo volentieri. Ire, non mi dire niente, ma un po' gliela dobbiamo dare. Vabbè. Di nuovo la Vediamo un po', nobiltà in battuta. Adesso se foste persone corrette ci dovreste restituire il favore. Ma neanche i Vediamo un po'. gatti. Vedi? Non toccare il mio cornetto. Sì. Comunque ragazzi qua fa troppo caldo, ve lo dico. Mancano solo le zanzare, dopodiché abbiamo fatta completa. Che caldo. Sì. Potente questo servizio. No, devo dire no, perché è dispiaciuto anche a me. Gennaro Esposito. Anche gli stranieri sbagliano. Sì. È straniero? Gennaro Esposito, è evidente. Evidentemente, No, ma no. era di Bergamo, sì, è vero. Luca, il è un cognome nome è bergamasco, Dai. scusami, ero distratto. Gennaro Esposito è stranierissimo. Mi lasci stranito quando. È vero, scusate, mi ero distratto. Grazie.
Grazie signore, grazie, grazie. Ai, ai, Gabriele, vieni tenna presso a me. Gabriele, vieni tenna presso a me. Fantastico, ragazzi. abbiamo sottofondi. Vediamo adesso in battuta il numero Marco 3. Cefariello. Cefariello. Parte la sirena. Ha tentato. Tenta il la nostro- sortita Andrea, la terza. la terza, Bella ma- partita ragazzi, bella partita. Pipe. Bella partita, Oh! bel colpo. Tenta Cefariello di intercettare questa pipe, ma non ci riesce. 15-11. E le lunghezze sono sempre quelle, sono sempre 4. E siamo al 15° minuto di gioco, giusto? Sì. Ma sei bravissima. Beh, come sono? Ma sei bravissima. Grazie. La Ai. terza per Baldari. Simone Baldari, sì. Blockout. Cerca e trova un blockout. E ci regala il 16° punto. Torna in battuta senza Scrivieri. offesa, Alberto. Senza offesa per nessuno. Ma lo vedete? No. E vai. Fuori 16, l'attacco di 12. Baldari. Sì. Meno 4. Meno 4. Nel E il frattempo nostro qua cucciolo ci sono traslochi in Ciro corso. Pirone al servizio. Luca, l'avresti dovuto centrare un po' di più forse, perché guarda. Ok, vabbè, dai, bene così, sì, insomma, dai. Si può fare. Approfittiamone che se n'è andato Luca, siamo 1-1. Chi è in battuta? Non Vediamo vale, un po'. 2 contro 1. Dai Ciro. Ciro Dai che- Pirone. Vai Elastic Boy. Giovanissimo questo ragazzo, Sì. Alberto, giusto? Sì. È un 2005. Non si capiscono la terza. Baldari, scatenatissimo Baldari stasera. E niente, Botti non mantiene botta. Eia, 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 eia. Oh, gna, 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 gna. E adesso il capitano, la terza. La terza sbaglia la quarta battuta. Nanna. Mamma mia, come le lancia. Vittore lo iettatore. Oh sole mio. Nanna. Oh. Oh, È buona. mamma. E vai! Vieni, pesciolino mio diletto, vieni. Reclamano il tocco. Ok, I dovremmo ragazzi avere della Pag Volley. Abbiamo contributo della l'RVM. regia, quindi Vediamo andiamo a un po'. vederlo immediatamente. Abbiamo la regia che ci dà 20 euro, è un buon contributo. Ed è veramente, nettamente, non c'è touch. Ve lo giuro sulla Madonna di Tindari. Spergiuro. 17-13. In battuta Carlo Coppola, altro cucciolo del vivaio. Carlo Coppola, che io non ho qui tra i... Ed è ancora un punto, ci avviciniamo 17-14. Adesso sì, diventano 3 le lunghezze di vantaggio della Pag Volley. Vabbè, Lunghezze insomma. sono lunghezze. Adesso sono più cortezze di vantaggio. Sono preoccupato perché Luca vedo che non si sente bene. Ma guardano poco, ma cioè, questa a 360 gradi le spara, Ma chi l'ha invitato a Luca? Ecco! Guarda la Sansone Bella che questa. cucina. Andrea Sanzò, Bella botta. che credo E poi la
Guida così lui, bella 18-14. Avevamo time out, quindi vediamo di recuperare giusto qualcosina. No, allora eravamo nessun time out. Ah no, non è time out. No, c'era stato un avvicinamento no, spontaneo. No. Baldari in battuta. Ma Luca non ha detto che voleva restare a casa stasera? Luca? No. B. B. Vedete? C. Aia, B. manca. Mannaggia, La dai presa. ragazzi. Comunque devo dire che Elastic Boy, come lo chiami tu, ora da zona 6 si è fiondato in soccorso. No, è realmente elastico. Allora, Sì, ma Ciro praticamente sperava di recuperare. È incredibile, Eccolo, adesso è time out. sembra di giocare con due liberi in campo perché è ovunque. Sì, infatti è arrivato sotto la rete cercando è un di brillo, recuperare. È un brillo. Ma ci ha Bravo. dato i tormenti quando giocava col Meta. Ma ci ha distrutti. Lui con i suoi Quanti anni ha? cuccioli, lui ha 19 anni. Sì, ma vedo che l'età media, Alberto, della formazione vostra del Casoria è bassa, sono tutti molto giovani. Più o meno? Sì, perlomeno da quello che si riesce a vedere da qui, calcola che voglio dire. Beh dai, 50% perché adesso sono, Sì. sono fuori uso 3 di loro che sono davvero giovani. Ok, quindi sicuramente sui presenti. Quindi sì, c'è qualche veterano, sì. Diciamo che adesso è 50-50, dai. Poi Mauro ha alzato l'asticella perché lui è un coach imprestato, Ok, sarebbe il numero 15 Ferreri? ex palleggiatore di B Perfetto. Bene, di bene, qualche bene. migliaio di settimane fa. Ecco, vedi, vabbè, tanto avremo modo fra un set e l'altro poi di Eh, approfondire sì. anche i vantaggi del fatto che tu sia qui. Via, torniamo in campo. È una formazione un po' rimaneggiata, sì, dai. Questo ragazzo Dai! Vediamo cosa dice l'arbitro. Sì, l'ha c'è toccata. un tocco di ritorno. C'è il Sì, tocco, credo dai, di sì. fair play, che guardi a fare l'arbitro? Dai, un po' di fair play. L'hai toccata. mi pare proprio di sì. Sarebbe andata in campo poi. Ed è proprio Mauro Ferreri al servizio. 19-15. Conduce Taviano. Porca Eva. Ai. Salutiamo gli sponsor. Trecchia, il whisky che si beve per la bocca e non per la orecchia, vi invita a seguire questo favoloso incontro del girone G del campionato nazionale di pallavolo di questo fantastico sport, e sono piacevolmente ospite di questi due bellissimi amici che sono Irene e Luca, e non voglio svelarvi i cognomi perché non me li ricordo. E quindi provvidenzialmente Ai. fuori non ravvede tocco l'arbitro, quindi siamo al 21esimo punto per la Pag Volley, Adesso non a cui vorrei dire, risponde ma le il cortezze diventano Casoria più lunghezze. che dignitosamente in un primo set veramente equilibratissimo fino a questo momento con 15. Gargiulo, In battuta in questo momento Stefano Gargiulo, Peper. Gargiulo l'antidoping, Gargiulo doping, facciamo l'antidoping. Sempre lui. Eccolo, muro a due, Gabriele Masterlock. Escrimieri per la Pag Volley che fa piantare la palla esattamente a ridosso della rete e regala il 22esimo punto alla formazione del Taviano. Sì. Che ancora non sa che sta perdendo. Ancora Stefano Pepe in battuta, ma come si fa? Dicevo negare fino alla fine. Anche l'evidenza. Tenta la sortita, qualche- eccola. c'è ammazza qualche che marca difficoltà Antonio stasera Alberto, con- il 6 e vedo Dicevo che Luigi stasera Barone, con- il vostro centrale nonché capitano. Ma quanto è alto? 7, Tanto. 8, 9, 10, Ma cioè, 12. È veramente un Marco Antonio, ha tentato la sortita ma insomma è stato accorto. Luigi il Barone. nostro Dicevo settore difensivo. Sì, sì. ad Alberto adesso, volevo dire che stasera sto notando un po' di difficoltà con Dillo a parole i tue. centrali. Mm. Poca intesa. Ma ricordati che in medio stat virtus. Poca Noi, intesa stasera. sì. E anche il vantaggio è tutto no. No, andava fuori. Era fuori questa,
Vediamo un po'. Riesce a recuperare la palla qua, regalata perché c'è una free ball. Aia! Sì, c'è un movimento. Perché? Rete? Tocco a rete? Vediamo cosa dice. No, fallo in attacco. Ok, fallo in attacco e quindi siamo al primo set ball. Non è vero. Per Non è vero. il Taviano. Non è vero. Il vantaggio non è altro che uno stato mentale. Puoi anche non crederci. Inquadratura del primo arbitro. Brucia il primo set ball. Guarda, brucia sarà perché chi ha battuto era Stefano Pepe, che ora riceve la terza che va sul lato che potenza. Recupera il Casoria, recupera. Vediamo un po'. Terza, cambia lato, Baldari. Pasquale Gabriele butta giù. Ah no, chiude qua. Gabriele. Butta giù, quindi il primo set se lo aggiudica la formazione di casa, dopo però un andamento assolutamente equilibrato, quindi si preannuncia com'era, dico, nonostante alcune presenze moleste e iettatrici più che mai, si preannuncia una bella serata di pallavolo qui nel profondo sud del Salento. La telecamera Allora, non lo inquadra, ma qua sotto datemi- lei ha portato aglio, c'ha corni, cornicelli, non avete idea, sono proprio del sud questi. Noi siamo nordici, ma loro sono sudici, ma voi vi rendete conto? Ecco, vedete che bisogna sentire, guarda là, va. Ok, allora ne approfittiamo di questo cambio di campo per vedere dove eravamo rimasti. Quindi eravamo rimasti a questo invito che avevamo porto a tutte le squadre del girone G. Ripeto, signori, siamo in 3 perché il nostro graditissimo ospite. Bugiardo, ma che bugiardo! Ah sì? Ah sì, la metti così? E allora aspetta un attimo. Gratitissimo, vieni, parliamo in Vabbè, 3, che vabbè, poi vengono gli sponsor, ne parliamo aumentiamo dopo. l'audience. Ne parliamo, è ovvio, è normale, anzi a Pinocchio questo abita qua, non ho accolloti. Ma non guarda te. Chi stai? Pinocchio. Ma guarda te. Allora io volevo dire una cosa, guarda un po', Allora, se per te va bene Alberto, lanciamo un'iniziativa, ok? Perché dato che ormai salutiamo tutti gli amici del Casoria che ci stanno seguendo. Ma sai dove te la lancio io l'iniziativa? Allora incrociamo i like, ragazzi. Quelle che vedete sono le home page della Pag Volley Taviano e del Volley Casoria, ok? A ciminchia. Salviamoci uno screenshot, siamo a 3523 e 2594 e sotto ci sono gli Instagram. Ma la vogliamo fare una bella cosa? Uscite la sera, non guardate la pallavolo. Che ci fate a guardare? guarda. Ma vi rendete conto? Guardate, Ma questo è il quadro della disperazione, Guardate, ragazzi. allora la proposta è questa. Ragazzi, sappiamo che la Serie B, che la pallavolo in generale non è il calcio, con tutto ciò che di positivo e di negativo questo comporta. Però noi abbiamo una possibilità, un'arma in mano, ed ossia quella di far parlare di più della pallavolo a costo assolutamente zero, ok? Allora la proposta indecente è questa: perché non incrociamo i like? Allora l'appello è rivolto ai tifosi del Casoria e ai tifosi del Taviano: andiamo a mettere i like ai social dell'altra squadra, andiamo a mettere i like ai social dell'altra squadra, ci allarghiamo la rete. Ci facciamo, guarda. E Marco, sono certo, Marco Baroni, che risalutiamo nuovamente, sarà felicissimo. Ciao anche di Marco! questa proposta. Bene, le squadre tornano in campo e per forza di cose oggi le comunicazioni le dobbiamo dare a spizzichi e bocconi. Via Palaozan dalla Beauty. Ne approfittiamo anche per presentare rapidamente il nostro giovanissimo staff tecnico, ed ossia che è composto dalle persone che vedete comparire qui: Irene Viva, Alberto Doria, special guest graditissimo, il sottoscritto Luca Carluccio, poi abbiamo Elisa Cucci in regia, al replay Paolo Carluccio, le operatrici in camera sono Giada Congedi e Ludovica Carangelo e il tecnico del suono è Giorgio Spennato. Eccoci qua. Bravi tutti. Allora, caramella doverosa. Ah, meno male che le tifoserie si sono stancate un attimino, che riusciamo perlomeno a sentirci, perché in avvio di partita
Dai, fra poco allora senti un po'. fra poco sarò ultravioletto. No. No, vabbè. La devi rifare dopo, va? Dai. Via, in campo. Porca Eva. Servizio Ecco. per la pal volley. Riceve il numero 13 del Ciro Pirone. Caserta, Ciro Pirone. Caserta, no, Giappone. Giappone. Casoria, Casoria. pardon. Vabbè, ma è vicino, Caserta Vabbè. e Giappone. Sì. Batte il giocatore del Gallipoli. Beh, qualcuno di Gallipoli c'è veramente qua. Fra i nostri. Baldari. Schiacciata di Daniele Botti. Una free ball in arrivo, dai. Eccola qua, sì. Dai. Articola l'attacco il Casoria e regala un'altra Attenzione. free ball, la seconda consecutiva. E E Botti. si vanno a guadagnare il primo punto con una bellissima azione, una lucidità e presenza in campo i giocatori del Casoria. Parità in questo secondo set dal Palasport William Ingrosso di Taviano in provincia di Lecce, dove da cui stiamo trasmettendo la seconda giornata del campionato nazionale di Serie B Girone G. Il Casoria in battuta adesso con il numero, potessi vederlo, E il 15, ma e non è nella rosa. Mannaggia la paparella. Aiutaci tu, Alberto. Luigi Barone, muro di Luigi Ok. Barone out. Peccato. Ma Eia, 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 eia. quindi sul cambio c'è Stefano Pepe per la backpole in battuta. Grazie. Va con una flot. fuori. Fuori. No. Sai che mi era sembrato di vedere un tocco a Cefariello. muro, però Dai, Marco, l'arbitro dai. era lì, quindi Ma era nettamente muro, però tocco muro. Nettamente poi muro. figurati, cioè, se non ne approfitta. E l'ho visto senza occhiali. figurati. Ah, ecco. No, io se mi tolgo gli occhiali Ultravioletti. non vedo nemmeno il tavolo. Di nuovo Quindi in questa è la battuta seconda Pepe. della serie di 22 battute che farà Stefano Pepe in questo secondo set. E schicchiera. Hai visto come funziona? No, non ho Hai visto. visto? Ripeti. È rimasto basito. Ripeti un po' più in basso, però. La palla un po' più in basso. Nastro di sotto, non nastro di sopra. Quarto punto per la formazione di casa. Non vale. Nonostante le iatture che il nostro graditissimo ospite qui Sì, sì. alla mia sinistra Alla sai sta lunga. cercando. Gratitissimo. Ruffiano. Buciardo. Stefano Pepe Ancora. di nuovo rifà la stessa cosa, schicchiera sulla rete. E Ed muro è fuori. bravissimo il numero, bella, pregevole la giocata, Daniele Botti. totalmente accompagnata di Daniele Botti, che cerca le mani del muro e trova un block out Forza Viola! insieme Gabriele. al secondo. Ammazza, ma non c'è bisogno dell'amplificazione, quello sento No. direttamente da casa, da Anzi, Casoria. togliamogli- Violiamoli! Eccola. Ed è dentro. Quindi quinto Proprio punto per sulla il linea. Taviano. Ragazzi, Strinieri. non fa male, non fa male. Ed in battuta Andrea Sansò. Adesso sono 3 i punti di vantaggio del bug volley sul Casoria. Baldari. La terza e va Pasquale, Ai, tira ai. giù con una diagonale strettissima che va a piantarsi in zona 4 Bel colpo. e vive per play 6-2. E sale nuovamente forte l'incitazione da parte dei tifosi del Taviano per i loro beniamini. Ah, ma quelli sono tifosi del Taviano. Erano vostri? Nuovamente schicchiera sulla rete. Bellissima! Bella! Molto molto deciso l'attacco da parte Complimenti. del Casoria, che trova le mani Botti. di Pare Andrea che Sansò, fosse- che no. non riesce però a trattenere efficacemente. Ecco qua, vediamo il rallenti con la palla che va a sfiorare. Se riusciamo a rivederlo un'altra volta, Il colpo di dalle camere Marco opposte. Cefariello. Eccolo qua. Eccolo qua, arriva a Marco Cefariello. Bene, bene, bene. Terzo punto per la formazione ospite del Casoria. Fuori.
Dai Alberto, Non su. dobbiamo sprecare, dai ragazzi. Dai, che anche Taviano tifa per voi, forza! Ma alla fine sì, perché vedete, l'importante è passare una bellissima serata di pallavolo. Certo. Poi, che bisogna dire? Che vinca il migliore. Ma poi si sa chi è il migliore, dico, non c'è, quello è un altro paio di maniche. Ve lo rimandiamo, non vi preoccupate. Sono dettagli. Rocambolesca l'azione in difesa da parte della Pac Volley Peccato. Taviano con Peccato. out. Sì, è il quarto punto per il Casoria. Ho notato Gabriele, che fuori. i ragazzi del Taviano non si spostano mai, stanno su ogni palla, dovrebbero allargarsi un po'. Sì, eh? Sì, questa tecnica partenopea fa parte della nouvelle vague delle teorie di allenamento. Te Si possino- porta molto il campo largo. Ma te possino. Il campo largo. Buona. È un Ma ace. vedi, guarda, sportivamente Va giù, la terza. Capitano la Sì, terza. 5, eccolo poi qua, sei. ce La lo terza riguardiamo però, dalla camera le prime due opposta. non l'ha riconosciuto. Eccolo qua, guardate, ci rivediamo dalla Guarda, camera là. opposta. Sì. Guardate, arriva, va a cercare. Ecco, va proprio- in zona 1, bellissima. Ragazzi, sto Guardate facendo qui. una scorpacciata di tecnologia qui stasera, eccezionale. Davvero sono bravi, molto molto bravi. Ah, troppo buono. La terza. Stasera Arriva torni una a free casa ball. un Free po' ball, eccola Robocop. qua. Vediamo cosa succede sotto rete. E block out, ce la fa. È stata veramente Elastic bella. Boy. Marco Pacchiano, giusto? Ciro Pirone, Alberto? Ciro Pirone. Ciro Pirone, ok, pardon. Ah, chapeau, sto ragazzo è fantastico. No. Ragazzi, 2 milioni e ve lo do. In prestito. Ma zitto, va. Ma non riesco a fare un affare, mai. Ehi, vai Marco, dai. Allora, in battuta è Marco che quindi suppongo sia Cefariello. Pacchiano, giusto? Cepariello. Generiello. Sbagliato. Esatto. Molto, molto bella. Anche questa era molto bella, devo dire. Ottavo punto per il Taviano. Devo con dire, il Casoria che segue a ruota, veramente una bella serata. Ecco qua per esempio vedo un'altra Gennaro Esposito, mamma mia, lo straniero, anche lui quant'è? lo straniero. Ma lui sarà 3,18 m, Una cosa 3,19 del genere, mi sa. Chilometri in più, chilometri in meno. Ale, Ed è muro sulla fuori. linea. È sulla linea, un muro fuori sulla linea. Torna in battuta Accettiamo regali? E che ci regali? Wow, Out. quanto? Manaccia. Dai Pirone. ragazzi, dai. Il Casoria c'è, il Taviano pure, purtroppo. Time out chiamato da coach Paglionico, che certamente catechizzerà i ragazzi e torneranno in campo più forti che mai e scopriranno le carte, Ok. perché finora il Taviano ci ha creduto. È terribile, è terribile. Questa è tutta Allora, tattica. vediamo un attimo di ripercorrere i fili. Tutta tattica quella Di dove? No, ma del pensate che Casoria, la cosa tutta bella qual è tattica. è che vai Irene, vai. Tattica. Mi ha ricordato Lillo. Allora, scusate, ecco, questa tra le cose da fare, la classifica. Ecco, questa è la situazione dopo la prima giornata. E quindi Casoria abbiamo- primo posto. No, al primo no, ma al secondo sì, dai. Ivan Zazzaroni. Sì, al secondo sì, Via. Si torna in campo con le bellissime immagini che ci offre la magistrale mano della nostra Giada Chietta come camera opposta, mentre sul nostro lato c'è Ludovica Carangelo che ci offre le immagini a favore di campo. Torniamo in campo. Approfitto per salutare Peppe De Luca, mio compagno di sventura ai microfoni. Fuori. Di poco. 11-5. Conduce Alberto, conduce il Taviano.
Ma la smetti? Mi dispiace, ma è così. Mi dispiace. Mi fa piacere, è così. Ancora? Eccolo qua, sì. Vediamo il fuori, torna se ne va, può tornare indietro. Oh, sole mio. Gioca abbiamo Gennaro Esposito Lo del straniero. Casoria con il muro di Simone Baldari e riesce a gabbare la difesa che era leggermente più arretrata del necessario e regala il 7° punto alla formazione del Casoria. Regala? Insieme alla battuta. 11-7. Regala, qua che regala. Pirone. L'ha Se l'è regalato ai suoi sudato compagni il di squadra, ma Casoria. è suscettibile proprio sto ragazzo. Io non so per niente per Ma maloso. vedi te. Vieni! Non si Vieni! capiscono. No, c'è stato uno scontro in campo Tra fra Morciano Pasquale, Gabriele e Morciano. E c'è stato un tocco di piede. È in fase calante la squadra del Taviano. Sono stanchi. Sciaca, come un avvoltoio, era incredibile. Non ce la fanno ci più. prova. Gargiulo, Le prova tutte. Aggiorniamo sto tabellone, va. 6 barelle. Ok, torniamo nel complessivo. Batte il Casoria con 8 e risponde il Taviano con 11. Squadre che procedono passo dopo passo, quasi appaiate. Fuori adesso con la battuta di Ciro Pirone che si dispera, viene consolato dai suoi compagni. 12° punto per la formazione di casa. Si incarica della battuta il capitano Andrea La Terza, che prende quasi tutto lo spazio a disposizione. Vediamo per che cosa opterà. Per una palla fuori? Anche no. Ma anche no. Morciano. Aia, Pepe, Rigore, va a toccare- arbitro da rigore. Va a toccare la rete. Non ci Ci ha arriva. provato. Punto giustamente. Per il Casoria. Esattamente. Esattamente. Ed è il numero 9. Giustamente. Provutamente. Lo straniero Esposito Colpisce. al servizio per il Casoria. Sul punteggio di 12-9. Vediamo un po'. Adesso che fa? Mi piacciono le scarpe dello straniero, eh? E voi? Gennaro! E dopo, adesso. Però mi piacciono assai. Ok, Belle. Ha toccato, no? toccato, c'è Ha l'invasione, pestato. sicuramente ha Ai pestato la ai linea. ai. Si è Sì, emozionato. abbiamo il rallenti CLRVM, vediamo. Sì, eccolo Sì. qua. C'è il tocco, giusta la decisione arbitrale. Ma sei detto sì a memoria. Ha fatto lui che ha spostato ma qua c'hanno pure Allora, l'intelligenza Alberto. artificiale. No, no, l'ha spostato con Alberto, l'intelligenza va artificiale. Ho visto, troppo intelligente questo video. No, non siamo proprio intelligenti qua, vedi, l'hai appena detto prima, siamo nel profondo Free sud, ball. guardala, bravissimo, bellissima La lo slash. spunto di prima di Giuseppe Bonina, il centrale del Casoria. Peppe Nozzo Bonina dalla Cenagria ha tirato uno sfincione. Uno sfincione? 10° punto per il Casoria, sempre 3 le lunghezze di distanza fra le due squadre. Ragazzi, chi mi aiuta? È il numero in battuta? Alberto, a te. No, non stavamo riesco a parlando vedere. di sport io, Morciano, Irene. la terza. Va Baldari dalla seconda linea, la terza chiama la pipe e affamato di punti Simone Baldari risponde regalando il 14° punto e portando a 4 a questo punto le lunghezze di distacco fra la squadra di casa e la graditissima formazione ospite del Casoria. La rete non è regolamentare comunque. Sì, sì. Sì, ma fa pancia anche, vedi. No, ma che pancia, fa ribrezzo. Comunque constatavo che gli spalti qui sotto si sono riempiti, eh? Avete fatto il mio nome, grazie. Eccoci qua, in battuta nuovamente Stefano Pepe, ammazza già un altro giro di battuta, vediamo cosa fa. Oh, sole Flop. mio. No, è abbastanza tesa. Giù, bellissima la schiacciata del numero 3 Marco Cefariello, l'opposto del Casoria, Big Chef. che butta giù in zona 5 Qui e conquista in hanno, questo modo l'11° punto. hanno applicato la tecnica, suggeriva lui prima, quella di aprire un po' e lasciare degli spazi. Sì, di fatti. Il campo largo, il campo largo. Sì, sì, sì. Larghi larghi. Pasquale.
Sanso Pasquale. Non ci arriva, non ci arriva, De peccato, Luca. perché non era un'azione particolarmente virulenta a livello offensivo. 15° punto per la Pag Volley, risponde il Casoria con 11. Intanto si accinge alla battuta Sanso Andrea. Eccolo qua. Ricordiamo il nostro Andrea Sanso posto col prende numero tutto 5. lo spazio a disposizione. E incalzano i tamburi. Sale forte l'incitamento dei tamburi della curva del Taviano. Bellissima la ricezione in tuffo da parte della difesa del Casoria, altrettanto bello il recupero della palla sotto rete da parte dei ragazzi del Taviano. Arriva direttamente da fondo campo Sanso Andrea, ma non trova la misura e regala il 12° punto al Casoria. Bellissime fasi, davvero un match equilibratissimo fino a questo momento. Quindi palla che cambia campo mentre si provvede ad asciugare il sudore che in questa calda serata autunnale viene fuori grazie alla temperatura. Cioè, no, ti vedo perplesso, vabbè. Ma questi qua a destra sono viola, sono di Casoria, ma questi qua blu chi sono? La verità fa male, guarda. Sono quelli in vantaggio questi Che blu. ragazzaccio ci avete mandato, ragazzi. Bella battuta di Va Peppe giù, Nuzzo Bonina. Sanso blocca il muro, la terza tira di bagger dietro, Di Pasquale, nuovo muro. Sanso, la terza, di nuovo Pasquale, tenta la palletta ma viene intercettata dalla difesa del Casoria che articola l'attacco ma va ad infrangersi contro il muro di Scrimieri e di Gabriele. Filippo Active Scrimieri, muro a 2 da parte della difesa del Taviano che si porta sul 16° punto. Uno sciamano in regia, uno sciamano in regia. Ed è proprio Gabriele. Abbiamo Gabriele, Pasquale Gabriele, detto Lello, prende proprio parte direttamente dalla rete. Lui batte molto teso generalmente e questa volta batte anche abbastanza lungo, va fuori e quindi mi è simpatico. Palla che cambia di campo. Mi è simpatico quel ragazzo. Palla che cambia di campo, 13° punto per la formazione del Casoria. Lo paragono, è quasi un arcangelo. Gabriele, non c'è. Come si sente lo spirito partenopeo? Vediamo che fa Cefariello, va? Su, giovane, dai. Cefariello c'è. No. Morciano, la terza. Va bravissimi. Calmi. Sì, c'è una Baldari che pianta in zona 5 ma viene chiamata una trattenuta. Protestano i giocatori del Casoria. Botti e Daniele Botti va a parlare con l'arbitro. Vabbè. Ci sta, dai. Ecco qua, intanto vediamo il rallenti che ci manda il nostro Paolo Carluccio Elegia. Filippo Scrimieri in battuta. Tentativo di palletta, recuperano i ragazzi della Pag Volley, butta dentro la ball Pasquale Gabriele. Muro a 2 da parte della Pag Volley, palla sul lato opposto, palla che va fuori e punto che viene assegnato il 18° alla formazione del Taviano. Time out. Allora, vediamo, ne approfittiamo già che per fare un rapido ringraziamento ai tantissimi nostri sponsor di quest'anno. Mamma mia, quest'anno sono veramente tanti e quindi sfruttiamo questi 30 secondi per ringraziarli e anche un po' più piccoli. Alberto, indovina qual è il nostro main sponsor? È uno sponsor arabo. Supermercati Gaetani, seguito poi a ruota da Excelli, Gruppo Loma, Elka, Fashion Store, Francioso Costruzioni, GP Service, Maif, 1001 Notte e Torri del Sud. E non ce la facciamo a nominarli tutti, dobbiamo tornare in campo e ringraziare la restante parte nel prossimo stop di gioco.
gentilmente Comunque per la a prossima metà, volta Luca un po' più piccoli, a perché metà sì, del insomma, costo E li sì, leggevo a troppo tutti gli bene. sponsor. mea culpa, mea culpa. A tutti Mea gli culpa. sponsor, a metà prezzo vi No, prendiamo no, no, noi a la prossima Casoria. volta ci sarà sicuramente installato il maxi schermo. Questa è la nostra prima in casa, quindi ci perdonerete qualche piccolo inconveniente tecnico. Alberto, che è successo? Me l'ho distratto un attimo, non so. Niente, non lo punto so, per stanno- noi, punto per noi, punto per C'è- noi. Ma c'è stato un falso contatto là, è salito di Ma uno. no, ma sono entrati in campo 6 ragazzi con le mutande blu lunghe. Ma porca. E hanno fatto, toccano la palla, poi non so che fanno. Ma guardano poco. Ah, Elastic bellissimo, Boy! sempre lui, Accidenti. Ciro Pirone, Ok, ma aspetta, Bravo. ma io qui ho Ciro Pirone, Ok, va bene, buona la tua. Ciro E noi Pirone. perché non ci troviamo? Perché? Che avevamo nella nota, cioè forma gentilissimamente 13. favorito Marco, era Marco Vacchiano. No, con il numero 13. 4. Ok. Marco Vacchiano è libero. Ok. Ma Pirone, Liberi tutti. perdonatemi. No, 1, 2, 3. Pirone non ha il numero 13? 13. È stato indicato Ho bene. detto che non doveva venire Luca. Luca quando beve, cioè è vero che non so se è Negramaro, che roba è? Va. Comunque era Salutiamo, un banduri salutiamo amabile. Gianluca Ah sì, Piani, sì, che- pensate a che è lì pizzolaccherare. Nel all'angolino. frattempo il Casoria ha guadagnato il 14° punto. Morciano la terza e Pepe, Pepe. che tenta una palletta prontamente ricevuta. Ah, Ancora Botti. Daniele. Efficacemente reindirizzata dai ragazzi del Casoria, che con Daniele Botti si portano a casa il 15° punto in questo secondo set. Aggiorniamo il tabellone. È in battuta, intanto è entrato Raimondo Giordano che è al servizio. Perfetto. Mister Paglionico dà qualche suggerimento ai suoi ragazzi. Vedo i giocatori del Taviano nel E panico. c'è un cambio tra le fila dell'Ugento. Come Entra dell'Ugento? Domenico Maiorana ed esce Pasquale Gabriele. Ha bevuto. Ha ragione io, che cosa devo dire? C'hai ragione. Lui non ci voleva Sta venire. stanco. Ce lo hanno mandato. Ragazzi, amici di Casoria, non avete idea. Ah, Vai! svirgolata. Riceve ma non riesce a reindirizzare Svirgolata efficacemente la di palla. Maiorana. Quindi 16° punto per la formazione ospite Con un ace del sporco Casoria. di Raimondo Giordano. Vediamo. Miglior ingresso non poteva fare. E costringe al time out al rassegnatissimo coach Ma del guardatelo, Taviano, guardatelo. coach Marte. Ok, allora, Ormai stavamo è in dicendo- orbita. Stavamo dicendo, facciamo le creanze, come Allora. si dice in Francia. Eravamo arrivati di qua, vai Irene, vai di là. Rosveta, RCI Clima Sistemi, Magec, GFS, CDL Italia, Vera, cos'è quello? Luigi Luca D'Aversa, e Francesco Ponzo Costruzioni e Rocco Galati, e non ce la facciamo nemmeno. Li in sanno due time tutti, li out. sanno tutti. Io la prossima volta vi porto la lente di ingrandimento. Ma non, dai, ma non fate i polemici. Comunque, Ecco. giusto per intenderci, Vera. Ciappalà, guarda, micidiale. Ecco, mi faccio prestare gli occhiali da Alberto. Nuova A parte tifosa che sono viola. fighissimi, viola, cioè pazzeschi. Ma ti trovi comodo? Ti trovi comodo con questi occhialini viola? Sono bellissimi, Ah, solo per la trasferta. Ecco, Ma sono la smettete viola poi di perché è un parlare colore di che ti fashion, piace o perché sì, ecco, o è perché Mamma mia, che azione, ragazzi! Filippo Lo No, straniero. Simone Baldari va A ha tirato infrangersi. una bordata potentissima, perché è stata efficacissimamente respinta dai ragazzi del Casoria con una bellissima da Esposito, lo azione a straniero. muro. Era lui, ok, bene, In bene, questo bene. caso di solito si dice non passa lo straniero, in questo caso lo straniero. Lo straniero è passato stavolta, bellissima questa azione a muro. Non c'è sta più trippa per gatti, oh. Mi sa che Un si sono altro arresi, cambio. oh. Questo cambia pure, nelle file del ma è Taviano. indemoniato, L'avemo annichiliti. Entra Persichino col numero 13 E poi, sdrumamo. vediamo un attimo, mi sono persa Dai, ancora Raimondo in battuta. il Forza. numero 4 Gasparotto al posto di la terza.
Non ce la Quindi fanno cambia più. la regia nella Pug Volley. Non ce la fanno più. Ah, ce Sono la a fanno pezzi. più. Ma che stai a di? Guarda là, guarda. Guarda, guarda. Out, Tocco, out, tocco. out. 19-18. Abbiamo adesso veramente il fiato sul collo da parte Il del palleggiatore ha Casone. deciso di astenersi dal palleggiare. Il palleggiatore del Taviano è in sciopero. È uscito dal campo. Ah no, sta dietro, no, perché io ho il monitor qua, non lo vedo. Raimondo Giordano di nuovo al servizio. Majorana. Gasparotto. La costruiamo noi. Bor. Non ce la fa. Non ce la fa. 20° punto per il Taviano. E torna in battuta. Ah no, perdonatemi, l'avevo confuso con Pepe. Persichino, numero 13, Persichino Lorenzo. Ah, io li so tutti. Voi ancora stentate a ricordare i miei giocatori. I vostri li so a memoria. Ma che macchietta che sei. Ma quando mai? Icchio, Ricchio, Pirvicchio, Iello, Maiella, Oliva e Chiappariello. Check. Prova, check. 1, 2, 3. Un passito ballante Maria. 1, 2, 3. Diamo, dai Casoria. Taviano ormai non esiste più. Dai Casoria. È sparita dai monitor. Gira le telecamere di là. Guarda soltanto i viola. Sono spariti dal campo i giocatori del Taviano. Ha alzato il muro, credo, il mister, perché Dai Casoria! con tutte le cuffie mi ha sfondato il timpano. Ci posso credere. Persichino. Wow. Non ci sta Persichino. Ciro. Non è Ciro. È No, Marco. no, È no, Marco, no. Marco Cefariello. Che Non bella era- botta. Non era Ciro. Non era Ciro. Non era Ciro. Una lunghezza ci divide. 20 Taviano, 19 Casoria. Dai ragazzi. Entra Carlo Coppola. Sostituisce lo straniero Gennaro Esposito. Dai. Beh, c'è comunque da sottolineare la grande forza ed esperienza della squadra pugliese, che comunque ha inanellato negli anni successi incredibili, nonché partecipazioni ai vertici delle Pasquale mette non ce la delle. fanno, ce la mettono tutta su questa azione insidioso il rilancio da parte dei giocatori del Taviano, e quindi passiamo a 21-19. Notate però le squadre procedono appaiate anche in questo set, e questo è un segnale. Dicevo, la militanza Luca, devi nella massima serie in Serie A Casoria. ha dei trascorsi davvero. Il blasone è ricco di fregi. È svenuto Luca. Non Luca mi sta venendo meno. Mi sta venendo meno. È in negativo, sì, è in negativo. Baldare. Ace, non so se abbiamo l'RVM. Io l'ho vista fuori dal 22esimo. palazzetto la palla. Era fuori dal palazzetto, sì. Io l'ho vista fuori dal palazzetto la palla. È arrivata vicino al pullman fuori. La palla è andata ha lambito la ruota del pullman. Guarda che il pullman però sta dalla parte opposta, io so. Ha fatto il giro del mondo e ha lambito la ruota del Ha pullman. fatto una curva. Mannaggia Simone la paperella. Baldari. Flot. Articolano l'attacco i giocatori del Casoria, eccolo qua, e lo articolano veramente bene, perché riceve
Di ritorno il numero 9 del Taviano Simone Baldari e tenta disperatamente Morciano di andare a recuperare quasi al di là della plexiglass che separa stile le panchine. Spider-Man. Sì, era proprio tipo Spider, si è arrampicato, ma non ce la fa. Quindi 20° punto per la formazione ospite in questo secondo set dal Palasport William Ingrosso di Taviano. Non mollate ragazzi, non mollate, non fa male. In battuta il Casoria. Baldari. La terza, va giù Stefano Pepe di prima intenzione da 23° zona punto. 3, 23° punto, 23° punto conquistato dal bug volley. Ed è proprio Pepe che si accinge adesso al servizio. Accettiamo regali? Mamma mia, bellissima questa schiacciata di Marco Cefariello per il Casoria. Complimenti. Una diagonale abbastanza larga che va a finire in zona 5 e porta il Casoria a 21. Io votate va qua, io votate va là, sentitemi buono che faccia parlare. Daniele Botti. Good. Tocco del muro sulla schiacciata di Pasquale Gabriele e palla che va a finire in zona 6, 24° punto e quindi è il secondo set ball della partita per la formazione del Taviano. Ed è nelle mani di Sansò. Sì, c'è l'esito Questo potenziale set. di questo secondo set. Molto potente la battuta di Andrea Sansò che tocca la rete, tenta il pallonetto, la formazione del Casoria. Baldari chiamato alla pipe dalla seconda linea, tocco del muro, filtra la terza, articola su Pasquale Gabriele. Block out, secondo set vinto dalla formazione del Taviano. Ma c'è qualche microfono che non funziona, però io non sento più. Prima sentiva qualche voce più. Aspetta che vediamo se respira. Allora, avevamo già concordato un punto a voi e 2 a noi. Mi sta bene, mi sta bene, mi sta bene. Ragazzi, abbiamo dato 2 punti di vantaggio alla povera squadra del Taviano che, devo dire, ha arrancato e ha lottato strenuamente per cercare di guadagnarsi questi 2 set. Alberto, ma puoi venire pure la settimana prossima? Che a me sta No, piacendo. Mi era piacerebbe, 2 ma settimane. c'ho l'arrosto nel forno. Non, Allora io a questo punto vedrei, dato che ce lo dicono dalla regia, vediamo un attimino, direi che possiamo. Sono comprese le pause fisiologiche nell'elettronica? Assolutamente sì, ma io direi a questo punto di mandare gli highlights. Vai regia!
Eccoci qua. Nel frattempo Alberto è Eccoci scappato. qua. Allora la cosa purtroppo è successo che dobbiamo dare, cari amici del Casoria, purtroppo è successo. Una notizia triste. Se prima eravamo in 3 a ballare la Ligalli, adesso siamo in due. 2 a ballare la Ligalli, perché insomma come c'è una sedia vuota qui vicino a noi, c'eravamo Si è affezionati. perso. Arriva, non vi preoccupate, ve lo restituiamo sano e salvo. Ragazzi, se vi piace, ragazzi del Taviano, tifosi del Taviano, tifosi del Casoria, se questo nonostante tutti i casini, se questa cosa vi piace, vi ricordo che c'è in corso questa iniziativa, ed ossia incrociamo i like, seguiamo vicendevolmente le nostre squadre, quindi iscriviamoci, condividiamo, commentiamo, facciamo tutto quello che sappiamo che è possibile fare per dare risalto alle nostre squadre vicendevolmente. Vediamo un Quindi po' che siamo qua. facciamolo. No, non riesco a vedere, non c'è il tempo in questo momento perché le squadre sono tornate in campo, lo vediamo poi con maggiore calma, però facciamolo ragazzi, non ci costa assolutamente nulla. Guardate come dicono anche, ecco, io seguo seguo Geopop, che insomma appartiene. Mamma mia, che succede? Oh Gesù mio, che Arbitro, paura. ricomincia, Avverti prima, non però, c'ero. avverti però, scusa, vieni con Pino per fare una cosa. Bussa. A voi non costa nulla, ma per noi fa una differenza enorme. Un semplicissimo like, un follow, un'iscrizione alla pagina dà risalto. Sappiamo come funzionano i social, quindi facciamolo tutti insieme, incrociamo i like. Allora, se continuiamo nel frattempo, pinzolacchiere a parte, prego collega. IT K12 36 47 98 000012 è il mio IBAN. No, questa è. Ma tu vuoi fare l'incrocio di conti correnti, mi sa però, Out. Terzo punto per la formazione del Taviano, mentre noi stiamo qui a pettinare le bambole, a parlare del sesto degli angeli. Ok, quindi ricordiamo che in questa terza frazione di gioco il Taviano occupa la porzione a destra del campo di gioco e conseguentemente del teleschermo. Stefano Pepe in battuta per la Pag Volley Taviano in questo terzo set. Riceve aiutami tu, allora butta dentro il numero 9 che è Raimondo Giordano per il Casoria. Ma chiamano fuori. Chiamata fuori, ma c'è stato un tocco, pare l'arbitro indica lo stesso Giordano. Quindi quarto punto per la Pag Volley. Time out chiamato da mister Paglionico. Ok, mi sa che abbiamo parecchio lavoro alla fine poi, Irene. Sì. Vabbè. Riusciamo nell'intramezzo. No? Vediamo allora. Proviamoci, allora, altrimenti. Questo l'abbiamo fatto, vediamo un po' nella lista delle cose da fare che cosa ci manca. 2 uova, farina, il latte. Eccolo qua, we want you. Allora, abbiamo ringraziato i nostri sponsor e sappiamo quanto sono importanti, quanto è importante il contributo di ogni sponsor per la riuscita e per la tenuta in piedi di tutto questo. E quindi se c'è una qualche attività commerciale, se conosciamo qualcuno che vuole unirsi a questa Lega Brigata, tenete conto che se ne è unito, e tu non te l'aspetti Alberto, poi vedrai, se ne è unito uno di recente che ti riguarda da vicino. Ti spezzo le gambe. Ma mozzarella da bufala si può avere? Sfogliatella. Le abbiamo frolla, portate, grazie. Però se le mangiate il gatto, immagino, no? Anche il gatto. Intanto siamo sul 4-1. Quindi se c'è se qualcuno vuole entrare a fare parte di questa Allegra Brigata, il numero da chiamare è questo: 340 07 31 836. Risponderà la nostra efficientissima e rapidissima Dania Preite, che vi potrà dare tutti i ragguagli per poter far parte della grandissima famiglia della Pag Volley. Torniamo in campo. Raimondo Giordano in battuta per il Casoria. Morciano, la terza,
Dalla seconda linea chiama la pipe Simone Baldari, che va a colpire in zona 5, risponde articolando Guarda, l'attacco e era Marco fuori Cefariello per va poco, lungo, butta a ridosso della era zona fuori 1 e per regala il quinto punto alla formazione del Taviano. Sale ancora forte Luca! l'incitamento della curva del Taviano, c'è un putpurri di effetti sonori da... Luca, Alberto mi guarda male perché? No, dai, non è così. Bellissima la Guarda, scivolata, il numero 13 Pirone. del Giro Pirone. Io sto capendo. Adesso che tra l'altro vedo, mi sai giovanissimo, vero Alberto? Sì, Sì. diceva 19 anni. Ok Ah, ragazzi, ma basta così, dai, siamo arrivati 6-1 come d'accordo. Ora 2-0, 6-1, tocca a noi, gira il vento. Dai con la Taviano Forza, Scap. ragazzi, La Taviano Scap, gira il vento. La terza per Pasquale che mette giù anche questo ottavo punto. È un po' in bambola i ragazzi. Momento di scoraggiamento per la formazione del Casoria, ma che sta portando avanti un match assolutamente all'altezza della Serie B e dell'incontro. Purtroppo l'unico punto a sfavore della formazione del Casoria, io Ce non l'abbiamo vorrei qua a dire, fianco. però ecco, sta qua, cioè, in campo nulla da dire. Scegli un dito. attenzione. Viene chiamato cosa da parte una Trattenuta. che annuisce anzi appollisce, vediamo qua il nostro rallenti. Dai che il Taviano è stanco. Cara miseria, ma riesce a perforare la cuffia. Ora sta a livelli super, cioè, parla coi delfini lui secondo me nel fine settimana. Peppe Nozzo Bonina al servizio per servivi. Pasquale Gabriele di nuovo va a toccare la rete con il suo forte tocco e muro a due del capitano Andrea Tenza e Filippo Activi Scrimieri, che mettono giù a ridosso della zona 2, regalando l'ottavo punto alla Pagvolley Taviano. Io farei ricominciare la partita, c'è qualcosa che non quadra. Che non hai capito? No, ma no, perché così se no perdiamo noi, hai capito? Ah, ok, vabbè, che dovevo fare? Guarda, chiediamo. No, aspetta, non sia mai. Offre la squadra di casa. Scusami, vi siete rivolti a Santa Rosalia. Hai visto? E funziona pure, Io a Sant'Anna. E nono punto, punto. Irene, non so se hai seguito tu perché noi stavamo veramente pensando C'è stata una a sventola. folleggiare. Nono punto per il Taviano, Pasquale Gabriele in battuta. Grazie. Fuori. Va dentro, non so se la regia ha fatto in tempo a... No, non ha fatto in beccare tempo. l'RVM. No, non ha fatto in tempo. È andata almeno di Era 6 metri fuori, fuori. Vediamo un attimo, 6 eccolo qua. metri, 6 metri Vediamo fuori. un po'. Era fuori, Vediamo Luca. il tocco dov'è. Sì, va sulla linea. Di 6 metri fuori. Assolutamente impeccabile mi pare fino a questo momento, salvo la Cefariello. conduzione arbitrale. Out anche questa, vediamo se ce l'abbiamo anche in RVM. Difatti viene chiamato dall'arbitro, ma veramente di un soffio. Vediamo un po'. 10-3, aggiorniamo il tabellone. Quindi in battuta la Pagvolley Taviano, terza frazione del gioco qui dal Palasport William Ingrosso di Taviano, in provincia di Lecce, dove si stanno affrontando la Pagvolley Taviano, squadra di casa, e la Volley Casoria, squadra graditissima ospite. Out la schiacciata del numero 3 del Casoria, ossia Marco Cefariello. Riaggiorniamo il tabellone. Alberto però non fa così. Dimmi qualche cosa, non me la sa. O su via. E che tu dici? E che ti dico? Ma rimane Ammazza, questo è bischera. veramente un Poliglotta. poliglottolo. È un poliglotta. E tu manco il ragioniere sai fare, non me la conti giusta.
Non me la conto. Che murone. Punto. Ai, Bel ai, ai. bel muro 2, Wow. 12° punto. E beh, adesso sicuramente c'è un attimo di Allora, scoraggiamento. io sono un po' in difficoltà anche ad esultare. Time out nuovamente chiesto dal Paglionico. mister Paglionico. Sì, no, sono in difficoltà ad esultare perché mi sembra quasi di infierire. Mi spiace. Amici Però- di Casoria dovranno pur venire da noi No, io no. e c'ho già i primi 2 obiettivi da colpire. Ah, bene. No, ma io speravo nel rinverdire le gesta di sabato scorso, dove davvero con resilienza e con tanta animo e forza i ragazzi hanno battuto la corazzata di Grottaglie, e questa sera poi è vero che comunque ci sono stati gli infortuni, si è aggiunto anche quello di Lorenzo. Ci sono state delle Abbiamo, defezioni, giusto? sì, tra le purtroppo vostre sì, fila? quindi diciamo la formazione non è al top, ma sta facendo il possibile contro quella che comunque è una squadra meravigliosa, che è la squadra del Taviano. Quindi ribadiamolo che ci sono state 2 defezioni, mi dicevi prima, 3 addirittura, quindi insomma i due palleggiatori e il nostro posto, che si è praticamente avuto la dislocazione della caviglia. Comunque i ragazzi in campo stanno onorando questo sport e la loro presenza. vediamo un attimo adesso di nuovo Pirone, la terza per Baldari, dentro la sua diagonale che consente al Tapiano di conquistare il 14° punto. 11 le distanze che separano il Casoria dalla squadra di casa. Allora adesso in battuta con il numero 6 per il Tapiano, Filippo Scrimieri. Vediamo. Esposito sigla il 4° punto per il Casoria e questo consente adesso a Ciro Pirone, ricordiamo lo schiacciatore giovanissimo del Casoria, altrimenti detto Elastic Boy, di Sì. incaricarsi del servizio. Vediamo un attimo questo giovane talento. Ah, peccato. Vediamo. Ah, no, invece sì, bene. viene chiamata dentro. Sinceramente non ho visto perché dalla Ma mia neanche- prospettiva, Irene, c'è la linea che combacia Con la ringhiera. praticamente, sì. Quindi 5° punto per la formazione del Casoria. Ritorna in battuta Pirone. Ripartono i tamburi, la sirena. Pirone è concentratissimo. Borciano, la terza che chiama Pasquale dalla seconda linea. Una pipe e tocca. C'è Pasquale stato sì, il Fiora tocco di chiama il tocco di ma Gabriele. non riesce a trattenere la palla in campo. 6° punto per la Volley Casoria. E servizio del quale si incarica Ciro Pirone. Prende tutto il campo a disposizione. Taviano si Eccolo sta qua, rendendo conto prontamente della fine, inquadrato dalle nostre Giada Congedi e Ludovica Carangelo. tremano i ragazzi blu di Taviano. Attenzione, Adesso recupero di Andrea. era fuori però, Gran fuori muro. banda. Gran muro. Terza, tentativo, praticamente arriva sotto il segnapunti il nostro capitano Andrea La Terza, ma non ce la fa a trattenere la palla in campo, quindi va a 7 il tabellone sul lato degli ospiti, la Volley Casoria. Dicono che in pratica le riprese non beccano mai l'azione, spesso sono parziali. Chiama la formazione la terza. Il via dell'arbitro, il secondo arbitro. Ed è pronto
Pirone al servizio. Morciano Alza dalla Gabriele. seconda linea va ad alzare Pasquale e free ball per la formazione del Casoria. Morciano recupera in quasi un pancake, chiama anche Baldari, ci prova ma non ce la fanno, quindi 8° punto per il Casoria. Stanno risalendo. Bel filotto per Ciro. Alberto, si vede che è distratto Alberto. Sì. Mi aspettavo un'esplosione da parte difatti, sua, cioè, hanno fatto 3-4 punti. Sì, ma 3-4. te li stiamo commentando noi. Io non voglio. Time voglio- out, eccola. non- Questa non me la voglio perdere. Aspetta che ti metto lo schermo intero. Vai. Non volevo mortificarvi, vedi, già ci ha pensato il vostro coach Marte. È rosso come il suo pianeta. E vedi, si sta rendendo conto della fine. E quindi si sta attapirando. Allora non voglio infierire come diceva prima Irene. Lei non vuole infierire sulla propria squadra che sta cominciando a cedere. Irene Irene si è innamorata dei viola. Beh, e il viola quindi è un colore che amo. è un colore, sì, ma pure Però, i ragazzi sono eccezionali. Che poi posso dire, cioè, ma com'è che voi partenopei siete così scaramantici e poi avete scelto il viola come colore di Il viola, divisa? il viola sono i colori della città di Casoria. E quindi io sono straniero perché sono del Principato di Casavatore, lato mare. E niente, imprestato devo dire anche con orgoglio ai casoriani ormai da quasi 15 anni. E senti, ma tu ed è fai un parte piacere. della corrente che sostiene che Casoria derivi da Casa Aurea o da Casa Maura? Irene, il mio cognome è Dauria e devo dire che ho ceduto la D e l'ho lasciato a Casa Aurea, quindi era Casa Aurea. Aurea. Ok, perché mi sono documentata un pochino. Sì. E leggevo che ci sono queste due teorie, però quella più accreditata è Casa Aurea. Tant'è che forse sul vostro gonfalone ci dovrebbe essere proprio raffigurata una casa dorata. Scusate Sì. se vi disturbo, c'è stata una pregevole schiacciata della Casoria che è stata altrettanto pregevolmente respinta da un muro a 2 della Pag Volley che in questo momento si porta a 16 punti. Io nel frattempo faccio Caramelle come se non ci fosse Faccio domani. aumentare la glicemia. Ma lui preferisce questa, sì. Prego. Comunque la seconda che hai detto non mi è piaciuta, è l'altrettanto pregevole che non mi ci trova d'accordo. No, No. ma sai che lo ben giravo. Rigore. 17° punto per la formazione di casa in questo Cominciano a terzo scaldarsi un po' gli animi. In battuta Taviano che conduce 17-8. Andrea Terza, capitano della Pag Volley, si incarica della battuta. Vara sente muro. Guardate che stanno combinando là in fondo. Nel frattempo, Luca, Sì. è arrivato un messaggino, è stato estratto il numero vincitore, della maglietta messa in palio. Sì, è già stato estratto? Sì, Caspita. Io- Prima, aia, palla che carambola. il numero 1. La numero 1? Sì. Accidenti. Allora, sì, questa dobbiamo però ricordarlo un attimino, ma mi sa che dobbiamo aspettare. Ecco, attendiamo l'altra fazione di gioco mentre la regia ci fa vedere l'RVM dell'azione precedente. Block out, bellissima la schiacciata da parte del numero 9 Raimondo Giordano per il Casoria e che guadagna esattamente il suo punteggio, quindi 9, batte il Casoria con 9, risponde il Taviano con 18.
nota l'importanza degli occhiali. Ho letto numero 1 e invece il numero 61, Luca. 61? Ok, perfetto. Allora ragguagliamo subito. Allora, a cosa fa riferimento Irene? Stiamo ospitando, come dicevamo all'inizio, per chi non ci ha seguito, la Pac Volley ha scelto di rinunciare ai diritti di incasso a favore di associazioni benefiche che gravitano nel nostro territorio. Quest'oggi era tra noi presente la associazione eccola, intanto la palla va a terra nella formazione del Taviano e il Casoria guadagna il 10° punto. Quindi dicevamo l'associazione volontari per l'oncoematologia pediatrica erano qui presenti ed era possibile fare una piccola donazione, dare un proprio contributo, e a fronte del quale si aveva diritto a un biglietto che poi ha portato all'estrazione, e quindi è stata estratto il numero 61 che vince una maglia di gara della Pac Volley, che nel frattempo ha guadagnato il 20° punto. Alberto è deceduto qua a fianco a me. Ripigliati Alberto, dai, su. Continua a guardarmi male Alberto. Oh, dai, vedi però, c'è stato un piccolo fraintendimento sul tempo di questo veloce, però comunque il Casoria conquista l'11° punto. Si porta al servizio con Raimondo Giordano. Dai ragazzi, forza, animo. La terza per Sanso. Andrea Sanso, che tira giù un lungolinea potentissimo. Non intercettato la difesa del Casoria, e 21° punto per la Pac Volley. Lo stesso Sanso si incarica in questo momento della battuta. Devo dire che questi qua con la maglia blu sono bravini. Ma dai, cioè anche questi con la maglia viola, voglio dire, cioè, è stato un match equilibrato. Anzi, ti dirò di più, e dopo il momento di blackout stanno mostrando una delle doti di recupero che sono sicuramente indici di maturità. Cambio tra le fila del Casoria ed esce il numero 13 Ciro Pirone a favore di Michele Russo, un opposto. In battuta adesso per la formazione del Casoria c'è Alberto, dimmi tu. Giuseppe Nuzzo Bonina ha una battutina velenosa, una jump float particolare anche nel movimento. Pasquale, la terza, Sanso, bravissima la difesa del Casoria, riesce ad intercettare Giuseppe Bonina e il lungolinea di Andrea Sanso, ma non riesce a indirizzarlo efficacemente in campo. 22° punto per la Pac Volley Taviano, alla quale risponde molto più che onorevolmente il Volley Casoria con 12 in questa terza fazione di gioco. Cambio fra le file del Taviano, esce Filippo Activi Squinieri ed entra il nostro Alessio Carcagni. Nulla da dire. Taviano si sta comportando bene, Taviano. Sì, chiaramente ci aspettavamo questa forza. C'è un no, ci prova Simone Baldari, c'è un triplo tocco da oltre i 2 concessi a muro. Ma sapete, l'arbitro, che a me sembra che abbia detto proprio guaglio nessuno è fesso. Ecco. Ragazzi, non vi preoccupate, sto rosicando ma non lo do a vedere, tranquilli.
non lo dirò mai, non dirò mai che sto rosicando, non lo dirò mai. Ho la faccia viola. In battuta Marco Cefariello per il Casoria. Tira giù. Ottimo. Gabriele, la terza e ci riprova Simone Baldari. Bellissima il reazione piccoletto da lì. parte di Ciro Pirone che riesce a intercettare un buco del muro e della difesa. Quindi in sequenza e regala il 14° punto per la propria formazione. Hai capito il piccoletto? Cambio di palla. Piccoletto di età, Elastic Boy. Wow. Allora ragazzi, io vi abbandono prima che la situazione precipiti e vado in postazione interviste, dove dopo vi prego di raggiungere. Ma sei Monello, ma dai. Senti, aspetta, vediamo se lo consolo. Che cosa tirerà fuori dall'asso nella manica adesso? Vedi là che è pronto qualcosa, Vai, vai. Allora, questo è il nostro Match. grazie per te personalmente, Alberto. È un piccolo assaggio della ospitalità salentina. Questo è offerto da uno dei nostri sponsor occasionali, Torre Ospina. Questo è per te. Non ok? Dai, rincuorati. Non ho parole, solo musica. Vediamo un po'. Ai. Cefariello. No. Ai. 14° punto. Vendiamo cara la pelle, solo 9 punti. Ritorna Dai, in battuta Pirone. 11 punti e vinciamo, dai. Manaccia. Vabbè. Non vorrei essere al posto di Ciro in questo momento. No, è freddo. Sai, sono sempre punti. E dentro. Nuovo Proprio punto sulla per il linea. Casoria. Aggiorniamo il tabellone che è rimasto indietro di 2, quindi 24-16. Altri 10. Si diceva l'ottimismo è il profumo della vita, dai, così. Ragazzi, bella serata, poi tocca attardarsi un attimino. Baldari, la terza. Pepe butta giù e chiude il E la match. Chiude il match, bravissimo. Onore al Bravissimo, Taviano. ragazzi. Complimenti. C'è poco da dire, permettetemi di posare il microfono. Si stringono i ragazzi del Casoria in un abbraccio consolatorio. Bravi. Un applauso grande. Eccoli qua, grandissima partita caratterizzata veramente in pieno da un fair play assolutamente lineare, con una conduzione da parte degli arbitri assolutamente impeccabile, e, con i giocatori che scorrono sotto mano, e non dimentichiamolo, con un fair play veramente ad ampio spettro, perché nonostante tutti gli sfottò e tutto quanto, signori, Alberto Dauria, special guest per quest'oggi, per questo esordio casalingo da parte della Pac Volley. Adesso ci sta smantellando il microfono qui, penso che mi poscino a mangiare tutti quanti. Bene, allora adesso Irene, Ciao ti lasciamo tutti. integralmente lo shed, a meno che non voglia andare tu. No, vai, lascio a te Ok, l'onore. allora io scendo giù in postazione interviste e niente, qui lasciamo in play continua, Elisa rimane in regia, noi andiamo giù e vediamo di intervenire.
Foto di rito. Ragazzi, vi sento, eh? Chi è che è senza cuffia? Regia, regia, mettimi nel Palausan, mettimi nel palazzetto, sì sì. Signore e signori, buonasera, scusate un attimo di attenzione, mi sollecitano per ciò che riguarda l'estrazione. Sapete che fuori c'erano i volontari dell'associazione oncoematologica. Il numero vincitore, mettete le mani in tasca, è il numero 61. Vince questa splendida maglietta da gara della Pac Volley. Se è qui al Palasport possiamo tranquillamente venire a ritirarlo. Il numero 61, 61. E lei, signora? Possiamo vedere? E se c'è qualcuno... Perfetto. Benissimo. 61, è questo. Signora, è sua e grazie per il suo contributo all'associazione. Ah, è sua. Scusate allora. Ah, 61, non è suo. 71 lei, signora? 61 rosa. 61 rosa, è questo. Grazie lo stesso allora per il suo contributo doppiamente perché non ha vinto. Bene. Un attimo solo, facciamo una foto.
Ok, possiamo passare per le interviste e possiamo chiudere il Ok. Allora, Alberto, siamo pronti. Andrea, allora, ci stiamo. E lui. Andrea. Sì. Paolo, devi registrare. No, non c'è l'audio. Ah, l'intervista la intervisto io dopo che. Paolo. Non posso registrare, no, come faccio a registrare? E non c'è l'audio. Registra in diretta. Allora, registra la telecamera. Ok, andiamo, Andrea. Andrea. Ascolta, ma c'è l'audio in tutto il palazzetto? Ok. Quando volete. Io mi sono abbassato per non farlo sfigurare, quindi ciao a tutti, ho il duplice compito piacevole e anche sgradevole di intervistare uno dei protagonisti, ahimè, della sua vittoria, Andrea La Terza. Allora ho una domanda difficile da porgli, raccontaci la partita. Partita, diciamo, ci aspettavamo comunque una partita difficile, vuoi perché anche l'emozione della prima in casa, vuoi perché comunque incontravamo Casoria che è una squadra che è ben composta, veniva da una vittoria contro il Grottaglie, quindi ci aspettavamo una partita di un certo livello. Siamo stati bravi a restare sempre in partita, determinati e andare avanti a chiuderla. Siete stati bravissimi, ma ce l'aspettavamo, sapevamo della vostra forza, siete anche voi una corazzata di questo campionato e avrete certamente da raccontare e da scrivere belle pagine nel prosieguo del cammino. Non so, vuoi aggiungere qualcos'altro? Io ringrazio sempre il pubblico che comunque ci sostiene ogni domenica, speriamo che continui e che comunque li facciamo piacere la pallavolo. Ci aspetterà un campionato duro, come hai detto tu, di corazzate ce ne sono tante quest'anno, infatti alcuni risultati anche ieri sono stati un po' strani, però partita dopo partita vediamo, andiamo avanti. È quello che sappiamo, che in pratica quest'anno si è alzata l'asticella ma un po' dappertutto, insomma, quindi a volte non sai mai chi riesca a prevalere su altri, poi al di là di altre vicissitudini fra infortuni vari che ci sono stati, ma comunque ancora congratulazioni e davvero sono stato onorato nell'intervistarti e ringrazio Luca a cui passo il microfono. Viva il lupo! Stai qui con me. Allora, ti chiedo il cambio di questo, ci diamo questa staffetta. A chiamare da te il mister del Casoria, ti prego di introdurre. Alfredo Paglionico al microfono con Luca, c'è questo scambio di fair play tra squadre. Mister, buonasera e benvenuto. Buonasera. Non so se lei è stato informato di quello che siamo riusciti ad organizzare in Nuce, insomma, noi lassù ci siamo divertiti. Ci avete regalato una bellissima. No, parlo di noi insieme ad Alberto. Ecco, è stata veramente una bellissima serata di pallavolo. Un match comunque che si è svolto alla pari, ha dimostrato che comunque la formazione del Casoria anche nel momento di difficoltà si è saputa rialzare, ha saputo riprendere. Le lascio il microfono per il suo commento. Allora, intanto partiamo con i complimenti perché la sensazione è di non aver visto ancora neanche tutto il potenziale che ha questa squadra, la vostra squadra che intanto conosciamo per averla vista neanche nei singoli giocatori negli anni passati, ma anche per averla studiata. Sicuramente complimenti per il roster allestito, per la guida di Alessandro Marter, sempre lucida e organizzata, e quindi facciamo in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Noi eravamo troppo rimaneggiati per poter competere questa sera ad armi pari e comunque ci siamo difesi
con onore, in particolare nel secondo set, ma anche il primo è un po' bugiardo perché fino al 17-14 avevamo tenuto bene il campo, poi abbiamo avuto un momento di defiance ed è andato via il set, ma giustamente diciamo per quello che avete fatto, che comunque è stato importante. Non sono queste comunque le partite che noi sicuramente dobbiamo vincere per cogliere il nostro risultato, ma aver giocato comunque discretamente anche stasera ci dà forza per le prossime gare. Assolutamente sì, e mi permetto di ricordare, come aveva evidenziato prima Alberto, che avevate anche 3 giocatori infortunati, quindi diciamo la rosa era anche decimata. Perfetto, allora a nome indegnamente della Palm Volley vi rinnovo il nostro benvenuto qui da noi, ci vediamo da voi per il girone di ritorno, è stato veramente bello. Guarda, potessimo inquadrare quello che succede fuori camera, è stato veramente terribile, è stato tremendo proprio, è stato veramente una bellissima esperienza e speriamo che sia là un incipit per far crescere la pallavolo, che non è il calcio ma che può diventarlo. Adesso abbiamo i mezzi per diffondere. Abbiamo lanciato, mister, un'iniziativa fra i nostri follower, perché ormai si parla in termini di social, e i vostri. Seguiamoci a vicenda, facciamoci crescere, facciamo rumore, qualcosa succederà di bello. Grazie mille, mister. La saluto, arrivederci e buon rientro. Perfetto, grazie a voi. Bene, a questo punto chiedo l'ausilio del nostro presidente. Se c'è Davide, eccolo qua. E beh, direi che fa l'orecchio del mercante? No. Ma sono stato sollecitato, io non è in condizioni. Io ci dovevo provare, io però, ecco. Vediamo. Antonio. Ok, eccoci qua, siamo ancora in diretta con Antonio. È importante il vigore, la giovinezza, la carica, ma sicuramente l'esperienza che magari passa anche dalla conduzione, dal dietro le quinte, magari anche dal dietro le panchine, ha sicuramente il suo ruolo importante. Antonio, ti cedo il microfono, dacci un tuo commento su questo match. Certamente è stato un buon esordio in casa. Sicuramente ho visto che i tifosi sono stati numerosi, si sono divertiti e per noi questo è l'importante. La squadra questo match lo ha affrontato sin dal primo istante, perché sapevamo che al di là del risultato che c'è stato, questa è una squadra abbastanza battagliera che gioca quando la si lascia in condizioni di poter giocare, di potersi esprimere, sicuramente esprime una buona pallavolo. Quindi ci tenevamo sin dal primo istante a prendere la gara nel miglior modo possibile, a condurla per il risultato finale. Perfetto, grazie Antonio Irene. Se ci sei su in regia, vuoi fare qualche domanda tu? Credo che si sia allontanata. Bene, allora grazie Antonio. Okay. Andiamo su.
Scusate. Qua. Avevo il microfono spento e non riuscivo a comunicare. Vabbè, Nessun problema, nessun problema. È la prima in casa, ok? Allora, a posto. Adesso. Ciao Irene, buonasera. Rido perché vedo Dania che si diverte a mandare messaggi con la sì, regia. Che fa? Ecco. Bene. Aspetta, allora. che c'è tuo figlio lì che sta facendo segnali, sembra. Sì. Sai quelli che danno. I controllori del traffico aereo. Esatto, Okay. ho capito al volo. Benissimo. Allora, a questo punto. Diciamo che bilancio più che positivo. Bilancio più che positivo da tutti i punti di vista. E guarda, parto dalla fine. Mister Paglionico si è fatto intervistare, generalmente si sparisce. Ah sì? Sì, si è fatto intervistare. E c'è stato, si è creato un clima bello, perché vi ricordo che ci siamo fatti promotori dell'iniziativa di poter creare una rete, collaborare fra tutti coloro che si occupano di fare questo genere di attività, quindi dare risalto social per tutte le squadre del girone D della Serie B. E quindi la cosa importante, mentre io cerco, Irene, sei distratto. Diciamo che la stanchezza comincia a farsi sono cotto, sentire. Ragazzi. Sono mamma. Quando sono arrivata non si poteva toccare. Una tirata. Era vabbè, è normale. Tutto nervoso. Adesso poi sfogheremo stasera. Però. Dicevamo che abbiamo creato questa rete tra tutti i social manager delle varie squadre che compongono questo girone G. E cerchiamo di collaborare tra noi per rendere tutto molto più, come possiamo dire, esteso, estendere la collaborazione ed estendere anche la comunicazione tra queste società e mettere in correlazione e in comunicazione i vari followers delle varie società. Guardate, allora segnatevi, mi rivolgo a chi sta guardando questa diretta e appartiene a qualunque delle società noi abbiamo contattato tutte le società di cui siamo riusciti a trovare dei riferimenti social e abbiamo fatto la nostra proposta. La sostanza della nostra proposta è quello che è successo oggi. In maniera veramente scanzonata, lo avete visto, nonostante i 1000 problemi che ci sono stati oggi dal punto di vista tecnico, e con noi c'è stato graditissimamente Alberto Dauria per la volley Casoria. Abbiamo commentato insieme, ma soprattutto prima c'è stato un lavoro a monte da parte di Marco Barone. Marco, grazie di cuore per aver accolto il nostro invito, mentre Alberto è ancora lì, guarda, ci fa i gestacci. Ci fa i gestacci. Ma se c'è una camera attiva lo possiamo riprendere, guardate, perché ci sta facendo i gestacci da giù. Pulcinella Eccola. Sì, è stato simpaticissimo e si è creato un clima davvero bello. Domani Marco ci chiama, domani Marco ci chiama. Ci ringrazierà Marco. Il gesto era un po' ambiguo, però sembra che voleva sembrare un ringraziamento. Marco domani ti chiama e ti ringrazierà. E lo farà in maniera molto calorosa. In quel modo, bene. Bene, quindi ripeto, creare un circuito positivo dove sia possibile. Posso dire, sì. mi incuneo, perché mi è arrivato un commento in chat privata da mio fratello, che saluto, ciao Denis e ciao Tristano, la zia ti bacia, che ha seguito la partita e mi ha detto che l'idea di farci supportare da Alberto in questo caso è stata un'idea geniale, molto gradita, veramente bella, è piaciuta tanto a lui e quindi suppongo anche a chi ha seguito la diretta, e che lui sembrava veramente molto simpatico.
infatti io l'ho definito un mattacchione perché Assolutamente sì, e sinceramente i dati degli insights per quello che stiamo vedendo confermano, ragazzi, grazie di cuore perché Mamma. le visualizzazioni sono esplose e quindi vuol dire che quello che abbiamo fatto ha incontrato il vostro favore e veramente bello. grazie di cuore sia ai tifosi del Taviano ma anche ai tifosi del Casoria. E verremo noi da voi poi e ecco, creare questa circolarità. Marco nei giorni scorsi ci ha fornito il roster, guardate, è veramente brutto per chi si trova da questa parte Sì, è dello vero. schermo commentare dicendo il numero 11 del Casoria. Il numero 11 è un nome e un cognome, sta in campo come i giocatori della squadra di casa, quindi ha il diritto di essere chiamato per nome e cognome. Sono piccoli dettagli. Che Sono fanno- piccoli dettagli che qua dietro c'è traffico nel Traffico. frattempo e sono piccoli dettagli che però fanno la differenza. Si crea un clima positivo dal quale, ripeto, tutti Molto quanti disteso, possiamo cioè, beneficiare. È stata un'esperienza bellissima. Bello, sì, Bella, sicuramente bella, bella. dobbiamo perfezionare tutto quanto. Poi, altra cosa, ringraziamo sempre Spike Volley Italiano che ci ha ospitato e che ci ospiterà anche quest'anno e che dà la possibilità di avere un risalto nazionale a questo genere di dirette e vi invitiamo quindi salutiamo Davide che è il nostro tramite, il promotore dell'iniziativa di Spike Volley Italiano. Vi invitiamo a scaricare l'app di Spike Volley Italiano che è disponibile sugli store sia per iOS che per Android. Poi, detto questo, ringraziamo anche per la loro presenza nonostante la giornata La calda ma VoEP, inclemente la VoEP. i volontari per l'oncoematologia pediatrica ODV che sono stati qui fuori e se avete seguito poi si sono resi protagonisti dell'estrazione della maglietta da gara a fronte di un contributo per il quale veniva rilasciato un biglietto, c'è stata una piccola estrazione insomma. Bene, questo l'abbiamo detto e dopodiché ecco c'è una parte importante che abbiamo saltato di dire prima ed ossia questa, cioè che sono aperte le iscrizioni ai corsi di volley e di mini volley tenuti dalla Pag Volley, ok? Quindi Esatto. tenete conto che per entrare a far parte di famiglia si può entrare a far parte in tanti modi. Uno può voler sponsorizzare la squadra, ma può voler anche iscriversi o fare iscrivere il proprio figlio al corso di pallavolo. Per chiedere tutte le informazioni potete venire praticamente ogni sera qui alla Palasport William Ingrosso oppure potete chiamare al numero 340 07 31 836 al quale risponderà la nostra Dania Preite che vi saprà ragguagliare su tutti i dettagli. Ora, poi c'era anche un altro punto e suona veramente strano farlo alla fine, ma tanto facciamolo Irene. Ok, questo è il tabellino punti alla prima giornata, quindi diciamo è poco significativo, però vede chiaramente coincide esattamente con i top scorer perché c'era solo una partita, Solo vedremo una gli partita, scout di sì. oggi e vi aggiorneremo poi sui canali social e quindi per come è andata ad evolvere questa situazione. Però diciamo alla fine settimana scorso capocannoniere mi uccideranno i ragazzi, perché già ieri quando ho detto ha segnato ho detto no, ho detto accidenti, no, si è assegnato, ha attenzione, fatto punto, ok? Quindi il capo puntatore che sta più da saldatore da Ansaldo, non sai? Quindi è il nostro Sansò Andrea con 19 punti, seguito da Pasquale Gabriele con 18 e poi da Simone Baldari con 13, Filippo Scrimieri con 11 e Stefano Pepe con 10. Chiude questa classifica il nostro capitano Andrea Terza, che però è stato fatto un palleggiatore, punto. ha fatto un punto, ok? Bene, anche questo ce lo siamo smarcato. La classifica l'avevamo vista. Ci rimane, stavolta lo dobbiamo fare come si deve però Irene, perché Sì. l'abbiamo fatta proprio a Ma stizzichi io e mi devo- bocconi. mi devo avvicinare perché non sì, ci vedo avviciniamo niente. perché, ripeto, fra i vari era previsto un monitor più grande qui in postazione di regia, Sì. ma non abbiamo fatto in tempo ad allestirlo. Guarda, Allora, con tutto quindi ciò il che nostro sono main belli sponsor grandi- ovviamente è Supermercati Gaetani, grande supporter, ringraziamo Davide, il titolare che era qui presente oggi al palazzetto, giocatore di pallavolo, fanatico per la pallavolo e quindi su continuazione di movimento non poteva che essere il nostro main sponsor. Poi io vado sempre di qua Irene, Ok. Exeli, Gruppo Loma, calzaturificio Elka, Fashion Store, Francioso Costruzioni, GP Service, Maif, 1001 Notte e Torri del Sud.
Poi abbiamo Prosveta SRL, RCI Climasistemi, Magec, GFS, CDL Italia, Vera, Luigi D'Aversa, D'Aversa, sì, Francesco Ponzo e Rocco Galati. Ok, poi qui ti do una mano io, Irene, perché sì, no. sì, ce li ho. Allora c'è lo 05 Food Experience, poi c'è Patio, poi ABC Project, Tabaccheria Vantaggio di Alessano, FP Food, poi Terra Ristorante e poi il Pettolino. Oh. Benissimo. Allora, mi pare che abbiamo detto praticamente tutto. Non ci rimane che quasi accomiatarci, quasi, perché vediamo cosa rimane da fare, diamo una scorza. Ok, no, dovrebbe essere Abbiamo tutto. fatto tutto. Io Abbiamo più o fatto meno tutto, incredibilmente sì, ce abbiamo l'abbiamo fatto fatta. tutto. Torniamo ad un Ah. orario anche più che decente perché sono appena le 8 8 e 3 praticamente. minuti. Siamo stati brevissimi. Perfetto, allora Noi, loro che hanno chiuso nei 3 set. bene, allora da Taviano in provincia di Lecce, Irene Viva E Luca Carluccio, vi hanno accompagnato insieme ad Alberto Doria che salutiamo sta di ancora nuovo. qua, bassica in Ancora campo, qua, guardalo sì, là, sì. cioè non se ne vuole andare, ragazzi. Ma lui- Ragazzi, il Casoria se rimane non lo stiamo trattenendo noi, sta rimanendo di sua spontanea volontà. E ci sta sentendo adesso, ci sta sentendo. Quindi vi salutiamo e abbiamo trasmesso la seconda giornata di campionato nazionale di Serie B, Girone G, e che ha visto confrontarsi qui al Palasport William Ingrosso a Taviano in provincia di Lecce la formazione del Volley Casoria come ospite e i padroni di casa della Pavgolley Taviano. I padroni di casa hanno vinto per 3-0 e quindi ci portiamo a casa tre Beh, punti, 3 Bene, punti che sono importanti. importanti. Benissimo. Signori, allora un carissimo saluto e arrivederci fra 15 giorni. Un abbraccio e a presto. Grazie per la vostra visione. Iscrivetevi ai nostri social e anche a quelli del Volley Casoria.
California weather, it's like 90 degrees. It's making me hot and he has the same effect on me. It's just something about the way that he's making me feel. My insides are out, I just wanna shout his name. My body's giving up on me, cause I don't know what to do with my fingertips. I wanna run through his hair, but I'm trying not to stare. I get a little starstruck when I see him. I couldn't help